Amiche e amici, ben ritrovati, altra puntata delle Ciacole, qui nell'omonimo bar all'interno del chiostro della Biblioteca di Pordenone, rubrica del periodico La Città e di GL Radio. La potete trovare in video nell'edizione online della Città, quindi all'indirizzo lacittanordest.it, oppure in podcast su GL Radio. Puntata io lo so già che sarà bellissima perché parleremo di arte e di animali con Giulio Masieri. Buongiorno a tutti. Allora, Giulio Masieri, per chi è di Pordenone, probabilmente non ha bisogno di grandi presentazioni, però visto che siamo su internet, quindi ci vedono anche in Madagascar, voglio dire, no? Più o meno. Giulio Masieri è un pittore decoratore assurto alla ribalta delle cronache ormai da qualche anno, perché ha iniziato un filone, una serie di opere che adesso abbelliscono i muri di tanti edifici di Pordenone, e soprattutto ha iniziato questo filone che riguarda gli animali, no? Sì, 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 sì. Ecco, tra l'altro la prima opera, quella che ha suscitato poi un'ondata di entusiasmo, forse anche inaspettata anche per Sì, te sì, sì. stesso. Assolutamente inaspettato, perché E- proprio è e- nata praticamente per caso, nel senso. in un periodo storico particolare che era Sì, quello del sì, Covid, sì. tra un lockdown e l'altro praticamente, Sì, no? sì, è nata proprio praticamente come tutti eravamo senza lavoro, nel senso che ormai era un periodo dove non si poteva praticamente fare niente, neanche uscire di casa, perché uscire di casa dovevi avere un cane, insomma, per poterlo fare. Ed è uno dei Esatto. motivi per cui io ho fatto Ettore, Eh. il cane di Torre, proprio un omaggio ai cani, perché avevi riconquistato la libertà e potevi tornare fuori proprio perché avevi un cane. Quindi mi sembrava doveroso Un omaggio omaggiare ai questo nostri cane. amici a quattro zampe, che in questo caso erano anche l'alibi per farci andare a prendere Un po' una d'aria, boccata sì. d'aria. Sì, E quindi l'archetipo di questo progetto, il prototipo, è stato il cane di Torre, sì. realizzato sulla parete di una casa in prossimità della piazza del quartiere di Torre, e da un'idea tua che poi ha trovato subito sostegno grazie all'associazione Torre di Esatto. Giorgio Scanu e Tiziano Barbisin, Sì. e da lì è partito Lì è partito praticamente tutto, poi devo dire che è stata talmente accolta bene, nel senso soprattutto dal popolo, ma anche dai privati, no? Nel senso che chiaramente ci sono stati dei finanziamenti, perché alcuni animali sono stati fatti grazie anche all'intervento del comune, ma poi veramente sono arrivati proprio i privati a chiedermi magari di realizzare il proprio pet fuori di casa, o qualche altro animale. C'era chi magari anche si è fatto un pappagallo perché ce l'aveva in casa e voleva farlo fuori, anche insomma. qui al bar Sì, alle esatto, Ciacole, dove, dove ci troviamo adesso, ci quindi sono siamo già due, pronti noi con i pennelli esatto, qua. due ormai famosissimi pappagalli che sono le mascotte degli avventori, insomma, dei frequentatori del bar. Quindi, insomma, hai trovato un filone che si è rivelato vincente, perché appunto l'amore per i pet, per gli animali domestici, insomma, ha creato un interesse, un clamore. Poi mi ricordo che all'epoca c'è stato un servizio di Rai 3 Sì. regionale che poi è caricato su Facebook, ha avuto visualizzazioni Sì, 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 sì. stratosferiche. Parliamo adesso un milione, aspetta, la popolazione di Friuli Venezia Giulia più o meno, Ecco, un sì. milione e 200.000 Sì, sì. visualizzazioni, per cui, e tra l'altro anche storicamente è stato uno dei servizi più visti Pensa a te, per quanto riguarda Facebook della RAI, della Rai insomma. regionale. Per cui ha avuto una risonanza pazzesca, che mi hanno chiamato anche dal sud Italia perché volevano sapere chi l'avesse fatto, perché, come. Sono finito in sì, proprio di Palermo, se non sbaglio, o no, Calabria, scusa. Quindi insomma mi telefonano perché c'era questo progetto in Campania, scusa, dove rivalutavano le periferie attraverso i murales, e hanno scelto anche Ettore da mettere, sì, il cane, quello di Torre, hanno scelto di metterlo tra questi dipinti, insomma, per cui è stata una soddisfazione non solo per me, perché alla fine poi quando tu dipingi all'esterno fai un qualcosa che non è tuo, è di tutti, no? Perché poi la gente si riconosce, si affeziona e diventa anche, tutti lo sentono come il proprio cane o come il proprio animale, no? Questa secondo me è la cosa interessante che ha dato un po'
anche la spinta in più, no? Ci sono altri esempi anche vicino a noi, mi viene in mente Bordano che è Sì. in Carnia, no? Dove è un paese che è stato completamente ricostruito dopo il terremoto del 76 ed è diventato famoso, direi anche al di là dei confini regionali, proprio perché sui muri delle case sono dipinte queste enormi farfalle, no? Anche Pordenone sta diventando un po' la città degli animali, in Sì, qualche sì, ma modo. lo è Grazie a te. diventata, sì, ma guarda, è pazzesco perché in realtà è proprio così, c'è gente che mi chiama, io adesso sono alla Biennale di Padova, anche grazie al fatto, proprio a questo fatto qua, perché Pordenone è diventata la città degli animali giganti e mi chiedo di andare fuori a portare la stessa cosa, no? E dovrò andare anche in Francia adesso fra un po', sempre a fare qualcosa di questo tipo, per Tra cui l'altro adesso c'è anche una mappa, no? C'è anche una specie di sì. Sì, itinerario sì, per sì. Tu, visitare tutte le tue opere. anche solo se tu apri Google, adesso Google Map, ci sono tutti i bollini con tutte le mie opere in giro per la Quante città. sono adesso più o meno? Allora, gli animali che ho fatto fino ad ora sono una quarantina, Mm. in zona Pordenone dovrebbero essere 30, però dopo Pordenone e sì, dintorni sì, sì, sono 30 provincia però, circa. sì, Mm. perché comunque la maggior parte è provincia di Pordenone, dopodiché arriviamo a Udine, arriviamo anche fino a Milano, usciamo a Padova, però sono pochi quelli fuori, ci sono più quelli, cioè, la cosa ad esempio strana per chi fa street art è che nel mio caso è stata territoriale, mentre di Mm. solito vedo artisti con cui lavoro, magari ogni tanto mi ritrovo insieme a fare dei festival, loro invece magari lavorano in giro e fanno un murales in una città e poi ne fanno un altro in un'altra, no? Mm. Cioè è proprio diversa. Nel mio caso è stata proprio territoriale, un numero anche molto Consistente. consistente, sì. Ecco, ma allora tu le tue opere le definisci murales perché tecnicamente non sono degli affreschi in No. senso stretto. No, no, non sono degli affreschi, anche se io quando dipingo uso i materiali che si usavano per fare l'affresco. Però adesso per farla un po' anche capire a Sì, chi ci senza entrare ascolta, troppo nel tecnico, esatto. però mi raccontavi nel fuori onda che adesso la vera tecnica dell'affresco, cioè quella di dipingere a fresco sull'intonaco fresco, non è più realizzabile No, perché perché i materiali dell'edilizia sono cambiati. esatto, è cambiato tutto, per cui non ci troviamo più il sasso e il mattone, che è, diciamo, è la parte indispensabile per poi poterlo fare, per poter stendere poi magari la malta che ci permetterà poi di far carbonatare la calce, Sì, ma quindi non è possibile proprio realizzarlo, a meno che non mi trovo su un edificio storico, no? certo. Sì, sì. Mentre l'edilizia ormai adesso ci L'edilizia troviamo di oggi in capotti, cemento armato sì, no, 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 non può ospitare non si crea queste opere. il ciclo giusto di umidità che fa sì che la calce si trasformi in carbonato di calcio, ma si trasforma in carbonato di calcio in maniera consistente, cioè che duri nel tempo. Una volta lavoravano ad esempio parliamo di Pordenone ad esempio, no? Lavoravano No, magari la domanda non è casuale, anche perché insomma Pordenone è la patria di un grande frescante, no? Che è Giovanni Antonio da Pordenone. Tu in qualche modo sei il Giovanni sì, Antonio diciamo, da Pordenone 2.0, con una esatto, tecnica un po' diversa, ma esatto. insomma, Però per dire, loro affrescavano di solito nel periodo più umido, quindi in aprile, cioè nel periodo della primavera oppure nell'autunno. Ad agosto non si sarebbero mai sognati di fare un dipinto e neanche d'inverno perché diventa troppo freddo. però il Cioè era vantaggio un di... modo diverso il proprio di vanta- intendere la pittura, no? Certo, però il vantaggio di quella tecnica, che comunque aveva dei tempi, come dicevi tu, e, insomma necessitava di una perizia particolare, il vantaggio era che quelle opere lì duravano non anni, duravano secoli. Secoli, sì. Ah. A differenza dei nostri, ma proprio secondo me un segnale che bisogna dare è far capire che in effetti non possono durare tutto quello che stiamo costruendo oggi, non dura nel tempo. Ma non il dipinto, Perfino le case non durano nel tempo. Vediamo i ponti che cadono, vediamo il cemento che si sgretola. Abbiamo fatto dei progressi tecnologici incredibili perché ci permettono di costruire dei ponti che anni fa era impossibile costruire.
Ma questi Però a ponti scadenza. a scadenza, esatto, hanno purtroppo una durata limitata perché i materiali li stiamo usando proprio in modo molto, come si dire, Sì, al massimo delle loro capacità, no? sì, sì, certo. E poi c'è C'è il questa rovescio della medaglia. idea dell'obsolescenza, come si dice? Obsolescenza programmata, Sì. perfino nell'edilizia. Sì, purtroppo sì. Ma non solo in quello, anche i libri stessi. Noi pensiamo di avere una carta oppure di una stampa che duri nel tempo, in realtà no. Noi, qualsiasi cosa che noi stiamo stampando oggi come oggi, anche in un libro, è destinata a durare pochissimo rispetto a un libro del passato, Certo. dove la carta era fatta in un certo modo, ma le materie prime sono cambiate. Anche solo cercare, ritornando al discorso della calce, trovare la calce come la calce che trovava Antonio De Sacchi. Non lo trovi più, non c'è più quel materia prima lì, ma lo stesso anche quando vai a comprare i colori, non trovi più quella cosa. Poi ci sono state tutta una serie di problematiche e anche diciamo che è cambiato il modo di intendere il colore nel momento in cui c'è stata l'industrializzazione, no? Nel momento in cui non potevi più farti i colori ma dovevi comprarli già fatti, no? Perché dove c'erano le aziende che costruivano il colore, ma anche lì non sai più cosa ci mettono dentro. Senti, Dimmi. e a parte questo filone interessantissimo degli animali domestici, hai qualche altro filone che vorresti esplorare? Allora, diciamo che adesso lavorando le persone cominciano anche a chiedermi ma fai solo animali? In realtà no, io ho sempre dipinto, sono più di 30 anni praticamente che faccio questo lavoro, no? E fino a prima di mettermi a fare questi animali io facevo decorazioni in stile. Mm. Quindi mi capitava di fare l'interno di una villa che poteva sembrare una villa veneta, no? Quindi tu li facevi, ma non come il mobile in stile, riproducevi non un affresco, un simil fresco fatto come si poteva fare nel 500, nel 700, nell'Ottocento, okay? A seconda del gusto del cliente. Io ho lavorato per tantissimi anni così, facevo estero, Russia, Crimea, ho usato di qua, di là, insomma. La villa di Putin anche, no? No, quella non ci sono stato, però sono stato a casa di molti amici Di- suoi, quindi Qualche oligarca. esatto, erano sicuramente di quella banda là, sicuro. Ok. E, Per cui senti, altri progetti ci sono, nel eh, senso sto costruendo insieme, proprio perché la gente vuole magari anche qualcos'altro, certo. no? E io la possibilità ce l'ho di farne e cerco di accontentare. Diciamo che non mi sento più un artigiano che un artista, nel senso mi piace un po' quel concetto d'arte che c'era un po' nel 500. Infatti volevo anche, appunto, l'abbiamo nominato prima, Giovanni Antonio De Sachis e quelli della sua scuola, quindi il Calderari, Pomponio Malteo, erano degli artigiani, si sentivano Sì, forse più artigiani, erano no? artigiani, nel senso perché per loro la produzione dell'arte era proprio una vera e propria scuola, no? Imparavi fin da piccolo, ma imparavi un Andavi a mestiere. fare il garzone in una No, bottega, certo, era ma questo, lo no? stesso Leonardo da Vinci, insomma, no? Sì, come tanti altri grandi, insomma. Eh, E per cui mi sento molto lì. E a me piace anche questa idea un po' di accontentare anche il cliente, no? Che viene da me e dice mi piacerebbe avere questa cosa fuori di casa mia o dentro casa mia, no? E anche riuscire ad accontentarlo in tutto e per tutto. Cioè, se gli piacciono le macchine, disegnerò un'auto, insomma. Dopo. Senti, tra Poi io mi l'altro, stufo a fare sempre la stessa roba, devo dirti la verità. tra l'altro parlavamo sempre nel fuori onda che tra le tue idee ci sarebbe quella di organizzare un festival, una sorta di Sì, festival di sì, street art, coinvolgendo e chiamando qua a Pordenone altri artisti sì. che fanno lavori simili ai tuoi, e visto che siamo in un periodo preelettorale potremmo lanciare questa idea, no? Perché secondo me sono tutti in questo periodo particolarmente inclini a fare promesse, quindi Sì, sì, magari a spiegaci, sborsare qualcosa, ecco, insomma. spiegaci un attimo quale sarebbe la tua idea di No, sarebbe massima. bellissimo portare qui artisti che vengono da altre parti del mondo e sì, cercare di dargli un taglio un po' più bello rispetto È a quello che ho fatto internazionale. fino io adesso, cioè farlo più internazionale, chiamare persone che nel campo, in questo ambito hanno qualcosa da dire, portarli qua e almeno uno quando esce in giro per la città può trovare delle opere d'arte che hanno un senso. Quindi un Cioè, festival itinerante perché sì, un muro qua, un muro là, un muro in sì. un quartiere, un muro in un palazzo e così via. E proviamo a chiamare anche Bansky. Sì, No, non si beh, può non perché so non se si sa non neanche si chi è. sa se viene. Esatto, è difficile arrivare perché quelli costano anche un po' tanto, insomma. Sì. Però sarebbe bello che ci fosse una produzione anche di questo tipo, cioè, non dico
dico quella, perché purtroppo c'è anche quella illegale, ma ci sono tantissime opere molto belle, come quelle di Bansky, che chiaramente non vengono fatte sicuramente alla luce del sole. No, infatti, anche se poi... Che però hanno dato valore a edifici esatto. che adesso insomma, cercano di non rovinare quella parete perché lui ci ha disegnato solo. Ecco, ma tornando a Bansky, ma tu che idea ti sei fatto di questo personaggio? Cioè, esiste veramente un personaggio o è frutto di una regia occulta, cioè un personaggio creato in laboratorio in qualche modo? Oddio, ci sono immagini dove si vede lui proprio in persona a Bristol, in una scuola in cui... Ma mai in volto però? Mai in volto, no. Però penso che non ci sia solo lui. Appunto. Credo ci sia un team, qualcuno, sì. Poi una crew, tipo qualcosa del genere. Sì, hanno creato un brand praticamente, Sì, il brand Bansky. però non a scopo di lucro in realtà, perché non è che ci guadagnino effettivamente, magari sul merchandising, ma non lui, ma tutto quello che gli gira intorno. Ma questo potrebbe succedere anche qua, nel senso, non dico con Bansky, ma se cominci a creare dei dipinti per cui valga la pena venire a Pordenone e magari ci si possa pur fare del merchandising e per la cultura o, certo. o per le scuole. Ma tu fai solo pitture e decorazioni o così ti esprimi anche con altre forme artistiche, magari non so, la scultura, il ferro, queste cose qua? Allora, io ho fatto anche sculture in passato, quando ero più giovane, e avevo anche creato, magari pochi si ricordano, un pannello sonoro in cui facevo delle performance artistiche in cui dipingevo e suonavo contemporaneamente. Perché avevo costruito una tela sonora, si chiamava. Prima di essere quello degli animali giganti, ero quello della tela sonora, insomma, ero stato anche a Tussiche Vales, la prima edizione con questo strumento, ho portato questa performance giro per mezza Italia e avevo costruito questo strumento 2 metri per 2 che aveva dei sensori dietro, in base al movimento del mio disegno si produceva delle note. Sì, delle note, non a caso, venivano proprio programmate e in base al disegno c'era questa musica. Dopo chiaramente devo Skype per fare qualsiasi roba. Certo. E le tue opere sono state raccolte anche in un libro, se non sbaglio, no? Sì. Realizzato, so che la prefazione l'ha curata un mio caro amico che si chiama Francesco Silvestri, che salutiamo. Infatti, grazie a lui perché veramente ha fatto anche perché i miracoli. hai decorato con 2 bei bassotti, esatto. no? Il suo B&B esatto, che ha lì a Cordano. Basta, non facciamo pubblicità, se no ci dicono che facciamo marchette pubblicitarie. Va bene, dai. E niente, il progetto che hai in cantiere adesso cos'è? Allora, il progetto dovrò lavorare subito, cioè se vuoi, tipo la prossima settimana, però non posso dire bene dove, ma lavorerò dentro un locale, quindi nel territorio. E voglio fare anche, se riesco, una sorta di challenge, per cui nel senso chi farà una delle foto più simpatiche potrà vincere un quadro, ad esempio. Non vogliamo dire il locale, no, anzi, ancora per il momento no, perché dopo sai, non facciamo pubblicità. Certo, esatto. E niente, mi dicono questa pseudo regia che abbiamo qui dietro che il tempo stringe, quindi ringraziamo Giulio Masieri, grazie a voi per ringraziamo chi è rimasto in ascolto fino adesso e anche oggi da qui dalle Ciaccole è tutto. Ciao. Ciao.